Blocco dell'aumento dell'IVA per il terzo settore. La novità annunciata dal senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Su questo abbiamo fatto una battaglia perché il terzo settore è spina dorsale fondamentale, anche solo dal punto di vista della coesione sociale nella nostra regione, a Venezia, nelle nostre città, ma in tutta Italia. Il volontariato, le associazioni, il mondo della cooperazione, tutti settori senza i quali lo Stato non avrebbe quei servizi e dovrebbe spendere l'ira di Dio. Bene, noi dobbiamo proteggerle, per questo che un emendamento firmato con 3 firme, tra cui la mia, è stato approvato ieri nella legge di bilancio e quindi con il voto di domani noi spostiamo e blocchiamo l'aumento dell'IVA per questo settore. Un altro obiettivo importante raggiunto è quello che riguarda il trasporto pubblico locale, con 40 milioni che arriveranno ad ACTV chiesti dall'assessore comunale al bilancio Michele Zuin. E col taglio, con la diminuzione radicale e drammatica del turismo c'è stata una crisi vera del trasporto pubblico locale lagunare e abbiamo portato a casa 40 milioni distribuiti nelle 3 annualità che stanno venendo, quindi 14 milioni, poi 15 milioni, poi 9 milioni, in modo tale che ci sia il sostegno, lo sviluppo del lavoro e della qualità del servizio.